Bene, ho deciso di lasciare l'apertura italiana, la partita italiana per ultima, perché è una delle più complesse qui in accademia. Noi stiamo vedendo un repertorio di difese con il nero per evitare di essere subito sovrastati in apertura dal bianco. Quindi è molto importante che tu memorizzi il prima possibile questa successione basilare delle prime mosse. Chiaramente non possiamo memorizzare fino alla 30ª mossa, sarebbe bello, ma è importante queste prime appunto per cercare di evitare disastri in apertura. Quindi la partita italiana è con la successione di mosse che arriva dopo cavallo F3, cavallo C6, alfiere in C4. Questo tipo di partita viene giocata sia a livelli medio-bassi che anche a livelli magistrali. C'è per esempio il famosissimo gran maestro Anish Giri, che è uno dei più grandi giocatori della partita italiana, quindi insomma lo utilizzano a tanti livelli. Carlsen la utilizza tantissimo anche col nero, quindi viene utilizzata tanto, ma se sei a un livello medio-basso la troverai sempre. Sempre, ti dico sempre perché solitamente diciamo, gli esperti preferiscono la partita spagnola, mentre chi è all'inizio preferisce giocare alfiere C4. Quindi questa sappi che a livello di statistiche ti capiterà molto di più rispetto alla spagnola, ho detta anche Rui Lopez. Allora, il piano del bianco è semplice, cioè liberare lo spazio per arroccare, e infatti ha già sviluppato questi due pezzi. Ora ci sono due possibili risposte. Una è cavallo F6, l'altra è alfiere C5. Noi ne vedremo una sola e ti spiego subito il perché. Questa mossa cavallo F6, che ripeto è buona ed è giocabilissima, permette al bianco questa mossa, cioè l'entrata di cavallo in G5 con coordinazione sul punto F7. Questo tipo di attacco del bianco prende il nome di attacco fegatello, detto anche Fried Liver. C'è un video su YouTube realizzato dal grande maestro Andrea Stella che spiega come giocare questo tipo di attacco e difesa. È una continuazione veramente molto tattica, bisogna ricordarsi a memoria precisamente tutto, altrimenti si rischia di essere travolti. Quindi io semplicemente dico perché andarsela a cercare, ti suggerisco invece di giocare alfiere C5. Questa mossa, che non è seconda a nessuno, permette alla regina di controllare il punto G5 affinché il cavallo non possa andare a fare questa manovra che risulta essere alla lunga fastidiosa. Ok, ora adesso da parte del bianco ci sono varie possibilità. C'è la spinta C3, aspetta che tolgo un po' di frecce, c'è la spinta C3, la spinta D3, c'è l'arrocco corto, esiste anche subito la spinta del pedone D4, però diciamo che in genere la più giocata è pedone in C3. Qual è l'idea del bianco? Sicuramente quello prima o poi di andare a fare la spinta del pedone D4 per combattere sul centro. Talvolta questa è una finta, il bianco vuole andare a giocare in modo tranquillo con un gioco piano con il pedone in D3. A questo punto come si risponde? Beh, noi dobbiamo completare l'arrocco, cavallo F6 e attenzione adesso, qui una mossa naturale per il bianco può essere per esempio quella di arroccare. Se il bianco anziché fare una mossa naturale prova a forzare di nuovo l'attacco fegatello, detto anche Fried Liver, qui non ci sono problemi perché a differenza di prima che avevamo ancora l'alfiere a casa, adesso l'alfiere è già stato sviluppato, quindi possiamo arroccare. E in questa situazione non dobbiamo temere in alcun modo questo tipo di attacco, perché in caso di un'entrata di questo tipo ci ritroviamo in questo modo. Tu potrai dire: oh mio Dio, non c'è più un pedone dell'arrocco, il re sta andando al centro della scacchiera e abbiamo perso una torre e un pedone per due pezzi leggeri. Allora quello che ti dico io, ma non solo io, lo dice anche il fautore scacchistico, è sii felice. Ricordati che due pezzi leggeri in apertura o in medio gioco valgono molto di più di una torre o un pedone. Noi abbiamo ora 4 pezzi leggeri, il nostro avversario ne ha solo 2 e questo si farà sentire. Questo si farà sentire, quindi se il tuo avversario fa una roba di questo tipo, stanne felice perché sei tu che sei in vantaggio. Dunque abbiamo detto che non può più provare il nostro avversario attacchi di questo tipo, deve giocare in modo tranquillo. Arrocco corto, per esempio, può giocare anche alla spinta di 3,
può giocare la spinta di 4 andando a fare il cosiddetto gambetto italiano. Qui bisogna conoscerle più o meno tutte. Allora, massima attenzione sulla variante del gambetto italiano. Il nero dà in sacrificio un pedone centrale per ottenere, ora esiste anche questa variante che però non è più considerata buona, perché a seguito di scacco, per esempio, ora il nero può subito andare in vantaggio di un pedone e poi può riuscire eventualmente anche a tenerlo o comunque avere una buona posizione. La più giocata in assoluto non è la ricattura immediata di questo pedone, ma E5. Attenzione a come giocare adesso. Sappi che se sposti il cavallo, per esempio cavallo in E4, G4, peggio ancora torni indietro, avrai vita difficile. Qui, e questo proprio te lo devi stampare e scriverlo a caratteri cubitali sull'ingresso della porta di casa tua, la spinta, l'unica che ti salva è D5. D5 minaccia il suo alfiere, e in caso di cambio tu catturi il suo alfiere, e in caso di presa al varco noi semplicemente possiamo catturare, e ti ricordo che siamo sopra di un pedone attualmente, quindi io direi che questa mossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contro 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni da parte del bianco. Qui come si continua? In caso di cattura, è vero che il bianco può continuare, ma questa mossa non è male perché ora abbiamo una torre attivissima pronta ad attaccare. Se ora l'alfiere dovesse provare a tenere questo pedone, abbiamo donna F6 con veramente attacchi devastanti. Alfiere G5 non è un problema. Ok? Quindi ricordati per cortesia sul gambetto italiano, che consiste in questa spinta in E5, ricordati D5. Abbiamo visto cosa succede in caso di cambio, sia dobbiamo ricatturare, ma in caso di alfiere B5, anche qui devi ricordarti questa sequenza che praticamente è forzata. Il cavallo va in E4, ora lui ne approfitta per giocare cavallo o anche pedone, minacciando il nostro alfiere, e ora alfiere B6. E la partita è totalmente da giocare. In caso invece di cattura di cavallo, dici, beh, qui c'è un bel po' di attacco su questo cavallo, devo prendere provvedimenti. Non c'è problema, possiamo semplicemente arroccare, perché se lui dovesse fare una mossa di questo tipo, guarda cosa succede. Ora si è aperta la linea del nostro alfiere. Prima non era aperta. Qui c'è un attacco su F2. Se lui cattura in questo modo, noi possiamo innanzitutto catturare, attacchiamo il suo alfiere, e ora arriva praticamente quasi il matto, perché abbiamo alfiere per F2 scacco, se il re si sposta arriva alfiere A6. Guarda la coordinazione di questi due potentissimi alfieri. L'unica via di fuga probabilmente è giocare C4, ma catturiamo, dopodiché c'è donna E2, ma significa sacrificare la donna, ok? Quindi il gambetto italiano, all'alba di tutto ciò, sappiamo che non ci fa paura. Vediamo qual è un'altra possibilità oltre al gambetto italiano. Abbiamo detto che c'è l'arrocco corto o anche D3. L'analizziamo una solo di queste due perché spesso queste mosse sono intercambiabili, cioè nel senso chi gioca D3 giocherà prima o poi anche l'arrocco e spesso chi gioca l'arrocco giocherà prima o poi anche D3, quindi lo analizziamo una sola. Adesso io ti consiglio di iniziare ad immaginarti il setup, più che ricordarti a memoria tutta la successione di mosse che diventa un vero casino, devi immaginarti il setup, cioè dove vanno messi i pezzi in questa situazione. Allora il setup è il seguente: col pedone in A6 o in A5, io ti consiglio in A6, è molto, molto solida. Il pedone di 6 per sviluppare questo alfiere, arrocco corto, e l'alfiere andrà piazzato in E6 per fronteggiare il suo forte alfiere. Devi sapere, amico mio, che nella partita italiana ci sono questi due alfieri che vengono chiamati gli alfieri italiani. In particolare questo è l'alfiere italiano del bianco e questo è l'alfiere italiano del nero.
Che cosa significa l'alfiere italiano? Gli hanno dato questo soprannome perché è l'alfiere più forte. Dal punto di vista strategico, perdere questo alfiere o perdere questo alfiere per il bianco e per il nero significa perdere strategicamente la posizione. Quindi devi sapere che la spinta del pedone in A6, così come la farà anche il bianco perché poi probabilmente spingerà B4 a 4, sono delle spinte che si fanno per creare una via di fuga al nostro alfiere. Ok, quindi questo è molto molto importante a ricordarsi, creare una via di fuga per l'alfiere italiano. Stessa cosa che farà anche il bianco. Ora per esempio alfiere A3, a rocco corto, D6 per sviluppare l'altro alfiere, cosa che dicevamo, e adesso il bianco può procedere con lo sviluppo dei pezzi, per esempio può giocare cavallo BD2, manovra tipica, si gioca alfiere A7 di profilassi, tu dici ma questo alfiere non è minacciato, alfiere A7 la si gioca di profilassi almeno l'alfiere è lì al sicuro, e tra l'altro guarda quanto è lontano questo alfiere, non si vede spesso, qui il bianco commette i peggiori errori perché non vede più questo alfiere, si gioca torre 1 per permettere questo tipo di manovra e di far riposizionare il cavallo al bianco in G3, dove alla fine in realtà il punto sulla quale vuole puntare è il punto F5, quindi quel cavallo vuole andare in F5 e iniziare a ronzare attorno all'arrocco. È il momento di giocare a rocco corto e non appena lui toglierà il cavallo si attiverà il suo alfiere. Quindi teniamo in considerazione che succederà questo. Dunque cavallo F1, dato che questa diventa una rottura, una seccatura incredibile, una spinta come H6 sicuramente non fa male. Cavallo G3, ecco qui i piani che stanno venendo a terminare, e adesso appunto quello che ti dicevo, si cerca sempre di creare un controgioco. Ora, in questa particolare variante, per esempio, il bianco non ha creato la via di fuga per l'alfiere, quindi quello che ti consiglierei subito di giocare è una mossa come cavallo A5. Cavallo A5 serve a catturare l'alfiere. Ora, ovunque vada questo alfiere, c'è sempre qualcuno che lo catturerà. Anche una ritirata di questo tipo va a finire una cattura. Quindi, se noi riusciamo a catturare l'alfiere italiano, un po' come il 7 bello a scopa, se noi riusciamo a catturare questo alfiere, siamo molto felici. Qui probabilmente il bianco doveva prendere provvedimenti prima, anziché continuare imperterrito per il suo piano, avrebbe dovuto prima o poi giocare una spinta come A4. Bene, supponiamo che il bianco abbia fatto una spinta di questo tipo, così dopo un cavallo in A5 può ritirarsi anche lui in A2. Che si fa ora? Abbiamo creato il buco per l'alfiere italiano e l'abbiamo ritirato. I due cavalli sono puntati, ho arroccato, l'unico pezzo leggero ancora da sviluppare è questo. Andare in G4, la mia esperienza, per fare questa inchiodatura, la mia esperienza dice che non porta a nulla di positivo. Quello che si gioca è ancora una volta contro l'alfiere italiano. Qui ci sono altri piani, per esempio come il piano del cavallo 7, cavallo G6, anche qui per andare in F4, anche questo è un piano sicuramente fattibile, ma io ti consiglio di eliminare subito questo alfiere italiano con una mossa che è alfiere in E6. Alfiere in E6, i due alfieri si guardano e lui è costretto a prendere una decisione, o lo ritira, tipo una roba di questo tipo, lo ritira così se lo cambiamo esce con la donna, oppure sarà lui, aspetta che torno indietro di qualche mossa, sarà lui a catturarci, creandoci così una brutta struttura pedonale. Se non altro però non abbiamo più il suo alfiere italiano, noi ce l'abbiamo ancora, lui non ce l'ha più. Se vuoi evitare questo tipo di rottura, e della mossa che preferisce giocare Carlsen in questo tipo di difesa, è torre 8, con l'idea sempre di giocare alfiere 6, dopodiché in caso di cambio catturo con la torre e non ho più l'impedonatura, do una struttura pedonale totalmente sana. Tieni conto che prima o poi ci sarà anche il bianco che ci farà lo stesso giochino, per esempio un giochino come alfiere 3, anche qui noi siamo costretti a perdere il nostro alfiere italiano. Una mossa come B6 te la sconsiglio, perché è vero che non perdiamo l'alfiere italiano, ma è rinchiuso qui dentro, quindi non ha alcun senso. E cercare altre situazioni
tipo fare finta di nulla non è la cosa migliore. Non so, se facciamo una mossa e sparo uno a casa come donna di 7, non è assolutamente buona, perché ora può lui cambiare e sia che catturiamo di torre sia che catturiamo di cavallo ci ritroviamo con un pezzo fuori gioco che dobbiamo poi spendere un'altra mossa per portarlo in gioco. Quindi è un favore che facciamo a lui. Dunque, ancora in questo caso, dovremmo essere noi, ops, aspetta, ho sbagliato, dovremmo essere noi a catturarlo. Poi lui può catturare di pedone. La cattura di pedone è anche interessante, sempre per sorreggere poi questo tipo di spinta. Insomma, queste sono le idee che ha sia il nero che il bianco in questo tipo di partita. Il mio consiglio, come un po' tutte le aperture, e dopo aver esaminato insomma le prime mosse, almeno fino alla 10ª mossa, è quello di guardare tante partite tipo di questo tipo. Scusa il gioco di parole, quindi tante partite giocate da Carlsen, sia col bianco che col nero, tante partite giocate da Anish Giri, tante partite giocate da Wesley So, sia col bianco che col nero, in modo tale da iniziare a prendere confidenza con i pattern tipici che otteniamo in questo tipo di apertura. Bene, spero di esserti stato d'aiuto anche oggi in questo video dell'Accademia, e abbiamo finito il capitolo delle difese contro 1 e 4 e 5, procediamo adesso contro D4, D5.